Tutti i bambini vanno a scuola, questa è una cosa positiva. Tutti in classe, vaccinati e non, almeno fino a un nuovo ordine, perché il trend sul caso vaccini è ormai consolidato, colpi di scena, ripetizione. La regione che annuncia la moratoria, il governo pronto a impugnarla. Mamma e papà non sanno più da che parte girarsi, ma fermo restando la probabile impugnazione del decreto da Roma, per ora la situazione in Veneto è questa: tutti in classe, nessuno resta a casa, scongiurato il rischio per i bimbi da 0 a 6 anni che vengono equiparati agli altri. I genitori porteranno ovviamente i loro bambini all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, eccetera. Dopo dovranno ovviamente dare un'autocertificazione nel momento in cui sappiano di essere i loro bimbi hanno iniziato la vaccinazione, oppure comunque verrà segnalato alla ULSS da parte dei nidi d'infanzia, eccetera, che questo bambino ancora deve avere la vaccinazione. I genitori verranno contattati dall'ULSS, che chiederà di poter vaccinare i bimbi. In caso di mancata risposta, i genitori verranno chiamati per un colloquio e se decideranno di restare fermi sulle loro posizioni, pagheranno la sanzione prevista da 100 a 500 euro. Da questa non si scappa, ma nessun bimbo sarà lasciato a casa. Se i genitori vogliono produrre l'autocertificazione entro l'11 settembre, come da legge possono farlo, ma non è più la conditio sine qua non che potrebbe farli restare a casa. Il bambino rimarrà non vaccinato, però è chiaro che fa parte dell'ULSS, fa parte dell'educazione sanitaria, fa parte della prevenzione, da parte nostra convincere i bambini e le famiglie, soprattutto le famiglie, a vaccinare. Rischio epidemie? Per nulla, secondo il numero 1 della sanità trevigiana. Una cosa è certa, noi per fortuna nel nostro territorio abbiamo il 95% di famiglie che hanno vaccinato i bambini, quindi abbiamo quella cosiddetta copertura che ci dà la possibilità di avere l'effetto gregge, quindi l'immunità di gregge, e quindi anche se all'interno di una classe di 20-25 bambini ci sono 2 bambini che non sono vaccinati, riusciamo comunque a garantire, ecco, l'immunità complessiva.